Durante la BIT 2023, Borsa Internazionale del Turismo, è intervenuto l'assessore veneto Caner. Nello stand del Veneto sono stati presenti oltre 40 operatori della filiera turistica, impegnati in 1500 appuntamenti business to business nelle 3 giornate dell'esposizione. Ora il turismo è legato alla sostenibilità e alla transizione ecologica e digitale. Anche su questo bisogna puntare per garantire lo sviluppo delle destinazioni venete ed una migliore ridistribuzione dei flussi turistici. Puntiamo su un modo di viaggiare sempre più diffuso, ha affermato, che accompagni il turista alla scoperta di luoghi nascosti, culture diverse e produzioni locali, grazie a prodotti slow, il turismo fluviale piuttosto che i cammini veneti e il consolidamento del prodotto cicloturismo, puntando su itinerari e progetti ad hoc condivisi da tutte le destinazioni venete aderenti al tavolo di lavoro regionale Cycling in the Land of Venice. Con i siti UNESCO, le ciclovie, il turismo fluviale ed equestre e i grandi eventi sportivi ampliamo l'offerta turistica per rendere il Veneto ancora più attrattivo e pronto all'accoglienza, ha concluso l'assessore. Sull'accoglienza la Regione del Veneto ha avviato un importante lavoro attraverso l'adozione della Carta dell'accoglienza e dell'ospitalità del turismo veneto, uno strumento che riassume in un vero e proprio decalogo i valori fondanti per un turismo di qualità, da applicare e declinare nelle diverse destinazioni coinvolgendo tutti gli operatori della filiera.